Buongiorno a tutti, quinto episodio della rubrica Venezia 1600. Vi illustrerò 3 manifesti dell'estate 1924 di cui non conosciamo l'autore, ma che hanno tutti in comune il committente, l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, e che riguardano feste a tema e tradizioni carnevalesche. Il cartellone Festa della Lanterna attraverso i secoli, per esempio, invitava i turisti a festeggiare questa famosa e emblematica ricorrenza orientale che chiude il ciclo delle festività del Capodanno cinese. Come ci mostra il manifesto, era sicuramente uno spettacolo visivo molto affascinante, con le lanterne illuminate che creavano suggestivi giochi di luce e riflessi sulle acque della laguna. Inoltre, ancora oggi, il librare in volo delle lanterne è segno di buon auspicio, un augurio per un futuro luminoso e nuove nascite. Torniamo ora in Occidente con l'opera Hotel Excelsior Lido Venezia, che sponsorizza una festa a tema settecentesco, in cui un uomo si inginocchia e delicatamente prende la mano di una donna con un gesto d'amore galante. È un evento carnevalesco che propone delle riproduzioni dal Fragonard, come si legge sull'opera. Jean-Honoré Fragonard è un illustre pittore del Rococò, celebre soprattutto per la sua opera d'amore frivolo e spensierato I fortunati casi dell'altalena. Non sembra quindi un caso che le due figure del manifesto condividano molte analogie con i personaggi di Fragonard, in termini di aspetto, costumi e colori. Con l'ultimo manifesto, Saturnale Hotel Excelsior Lido Venezia, l'albergo di lusso ci catapulta invece nell'antica Roma. Nel manifesto appare in primo piano l'effigie del dio Saturno, avvinghiato da grappoli d'uva e viti. Nello sfondo a destra troviamo un uomo a terra, accasciato, probabilmente in forte stato di ebbrezza, così come la donna sorretta da 2 uomini. I Saturnalia nell'antica Roma prevedevano sacrifici e banchetti a volontà per celebrare il dio Saturno, nome che ha dato origine all'età dell'oro o età aurea, un tempo mitico di prosperità e abbondanza in cui l'uomo viveva felice, una specie di paradiso terrestre. L'aspetto più interessante di questa festa resta comunque il fatto che prevedesse una sovversione dell'ordine sociale. Gli schiavi potevano temporaneamente considerarsi uomini liberi, mentre i padroni erano alle loro dipendenze. Non sorprende che, per queste caratteristiche, questa festività romana sia considerata l'antesignana del nostro carnevale. L'Hotel Excelsior, con queste opere e le loro diverse ambientazioni, dà spazio a divertimenti e a feste in costume, per incuriosire la più variegata platea di turisti che si immergeranno in situazioni da loro mai vissute. E voi, se poteste tornare indietro nell'estate del 1924, da quale di questi eventi sareste attratti? Fatecelo sapere in un commento qui sotto e ci vediamo il prossimo giovedì!